Sono costretto ad intervenire e chiedo ai colleghi un attimo di pazienza perché il collega Zanoni, come gran parte dei suoi colleghi animali ambientalisti, sono portati a dipingere la situazione in maniera assolutamente falsata, come se nel nostro Veneto ci fosse questa associazione a delinquere generalizzata, dove ci fosse il bracconaggio che impera e distrugge tutto il nostro patrimonio faunistico, come se in alcune particolari aree, è stato anche ricordato dal collega Zalin che su queste cose è più obiettivo ed equilibrato rispetto al suo collega Zanoni, ma io non voglio entrare nelle disquisizioni interne al PD, che comunque ho già sollevato e sottolineato in altre occasioni, ma a casa vostra vi arrangiate voi. L'importante è che vi mettiate d'accordo perché qualcuno deve capire che il bracconiere sta al mondo dei cacciatori come il pirata della strada sta al mondo degli automobilisti. È innegabile che per le strade ci siano delle persone che girano con le automobili ma non rispettano le regole, i limiti di velocità e quant'altro, e i codici della strada. Ma credo sia fuorviante, per effetto di qualche episodio, di qualche soggetto che fa il pirata della strada, dipingere tutti gli automobilisti come dei pirati della strada. Sarebbe assolutamente fuorviante. Stessa identica cosa scambiare qualche atto di bracconaggio, spesso commesso da persone che non hanno neanche la licenza di caccia, come una pratica generalizzata che viene esercitata da tutti i cacciatori. Questa è un'immagine fuorviante, assolutamente sbagliata. È demagogia. Ci sono delle norme che regolamentano sia la circolazione stradale che tante altre attività, anche l'attività venatoria. Voglio ricordare che l'attività venatoria in Italia e anche in Veneto è regolamentata da norme rigidissime che sono le più restrittive tra tutti i paesi d'Europa. A oggi abbiamo avuto modo di constatare che a oggi la normativa nazionale, che viene ripresa dalla legge regionale 50 del 93, la normativa nazionale 157 del 92 è la più restrittiva tra tutte le normative vigenti in tutti i 28 paesi membri dell'Unione Europea. Questo è un dato oggettivo. Ma al di là di questo, che è un dato oggettivo, allora, prima si è parlato della necessità di dare dei contributi alle guardie volontarie, ad alcune guardie volontarie. Pensate che la legge statale, la 157 del 92, prevede che la vigilanza venatoria possa essere fatta anche da agenti di vigilanza volontari che appartengono ad associazioni che hanno nel loro statuto e nella loro denominazione l'abolizione della caccia. Una tra queste, che conosce bene il consigliere Zanoni perché ne fa parte, ed è stato per tanto tempo anche agente volontario di questa organizzazione, Lega per l'abolizione della caccia. Ci chiediamo come può un'associazione che nel suo statuto, nei suoi intendimenti principali ha l'abolizione della caccia, poter applicare in maniera obiettiva la normativa sull'attività venatoria. Ma questo è un dubbio che ci assale. Ma al di là di questo, sembra che non ci sia vigilanza. Mi permetto di leggere sinteticamente, ricordare quanto è previsto all'articolo 27 della legge statale 157 del 92. Chi è che esercita la vigilanza nel nostro paese e quindi anche nella nostra regione? Gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cioè gli agenti delle province. Poi le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofili riconosciute dalle leggi regionali. Quindi a esercitare la vigilanza in ambito venatorio c'è una quantità tale di soggetti che dovrebbero, se fanno bene il loro mestiere,
e mi riferisco in particolar modo agli agenti volontari delle zone ambientaliste, se fanno bene il loro mestiere dovrebbero garantire il rispetto delle normative vigenti. Allora, sulla base di questo, se sono guardie volontarie, e lo devono essere, fino in fondo io non conosco volontari che si fanno pagare per quello che fanno volontariamente, e quindi, tra le altre cose, molte delle associazioni animali ambientaliste hanno cospicui finanziamenti pubblici che dovrebbero mettere nelle condizioni di poter sopperire alle carenze organizzative interne. Allora, sulla base di questo, quindi, abbiamo questa, quindi la vigilanza c'è. Se ci sono atti di qualcuno che non rispetta la legge, noi abbiamo una norma nazionale, articolo 30, 31 e 32, che prevedono sanzioni penali. Adesso il signore lì di Firenze, l'ultima che ha fatto è la depenalizzazione di una serie di reati, compreso quello della guida senza patente, della guida in stato di ubriachezza o della guida sotto effetto di sostanze che creano dipendenza come le droghe e che alterano ovviamente. Tra tutte queste cose sono state depenalizzate tantissimi reati anche gravi, ma sono state mantenute tutte le norme che prevedono sanzioni penali per coloro che esercitano attività venatoria. Quindi uno che gira in macchina ubriaco o pieno di droga riceve una sanzione amministrativa. Un cittadino di serie A della fedina penale perfettamente pulita, perché questi sono i cacciatori, perché se non avessero una fedina penale perfettamente pulita non potrebbero avere il porto d'armi, perché il rilascio del nulla osta per il porto d'armi viene rilasciato da autorità competente ed è una scelta discrezionale sulla base del possesso da parte di colui che chiede il porto d'armi dei requisiti psicofisici e sul fatto che debba essere completamente a posto con il rapporto con le leggi e lo Stato. E questo è quanto avviene. Ancora pochi secondi, colleghi, non voglio tediare, per evitare che qualcuno possa essere magari... Sulla base di questo ragionamento va ad inserirsi anche la questione legata a quel filmato famoso che Striscia la Notizia ha messo insieme nel Delta del Po. Risultano dall'esame di quel filmato alcune parti che sono meritevoli di approfondimento. È difficile sentire attraverso un microfono, una telecamera, in maniera così nitida dei richiami acustici magari che vengono utilizzati a centinaia di metri di distanza. C'è il dubbio che ci sia una sospetta vicinanza di quel apparecchio acustico che emana quei suoni. Alcune scene che vengono utilizzate con materiale di repertorio che nulla hanno a che vedere con la caccia che viene esercitata nel Delta del Po, nulla hanno a che vedere, ma si riferiscono a un'azione meritoria fatta dalla polizia provinciale in un'azienda privata con l'abbattimento di un numero di capi al di sopra di quelli consentiti. C'è anche da dire, quando si parla di un numero elevato di colpi più di 3, voglio ricordare che negli appostamenti di caccia legalmente previsti in tutta la zona del Delta del Po possono accedere contemporaneamente fino a massimo 3 cacciatori. Quindi quando si dice in quel filmato che si sentono più colpi che non i 3 previsti dalla legge, credo sia evidente, perché da un appostamento possono essere sparati contemporaneamente fino ad un massimo di 9 colpi. Questo è consentito dalla legge. Ma la chiudo qua per non annoiare i miei colleghi, per dire che alle volte, quando parliamo dell'Italia che è sottoposta a procedure di infrazione, ancora si usa disinformazione, perché quando l'Unione Europea attiva i famosi EU Pilot, sono richieste di informazione, non sono procedure di infrazione, ma richieste di informazione che arrivano dall'Europa, perché molto spesso queste richieste di informazione arrivano a seguito di denunce che vengono fatte da organizzazioni animali ambientaliste e che dipingono il nostro paese come un paese di bracconieri,
di soggetti miranti a non rispettare le leggi e quant'altro. Sulla base di queste segnalazioni l'Unione Europea chiede informazioni agli Stati membri, nessuna procedura di infrazione. Ecco, sulla base di questo, quando si parla di corretta informazione, e io mi premurerò in altre questioni di dare una corretta informazione, e invitando anche tutti voi, proprio domani viene aperta It Show, che è la più importante manifestazione di settore a livello nazionale, seconda solo a Norimberga a livello europeo, dove si potrà constatare che il mondo che ruota attorno alla caccia non è fatta solo da cacciatori, perché la caccia, ed è stata proprio presentata una ricerca da parte di alcuni istituti, in particolar modo di alcune università, si dimostra che la caccia sviluppa un indotto economico di circa 7,9 miliardi di euro all'anno. La caccia dà da lavorare in Italia a circa 94.000 persone come settore diretto e circa altrettante nell'indotto economico che ruota attorno alla caccia. Parliamo non solo di armi e munizioni, di cui rappresentiamo un'eccellenza a livello mondiale, ma parliamo di abbigliamento, buffetteria, mangimistica, cinofilia e quant'altro. Bene, allora, in un periodo in cui si parla del lavoro come del problema, il principale problema, per effetto di questo approccio animale ambientalista, siamo sicuri di voler dar retta a coloro che dicono ma chiudiamo questa caccia che da loro viene visto come semplicemente l'ammazzare gli uccellini per divertimento e lasciamo a casa circa 200.000 lavoratori che operano in questo settore? Allora, vogliamo quindi cadere nella trappola di chi ideologicamente ritiene che il prelevare un animale dei tantissimi che ce ne sono, perché guardate, nessuna specie che è attualmente cacciabile risulta tra le specie in via di estinzione o in grave pericolo di estinzione. Allora, sulla base di questo, e qui finisco il mio intervento, sulla base di questo mi permetterò durante questa legislatura di portarvi la documentazione che attesta l'importanza non solo dell'attività venatoria, ma di tutte le attività connesse, comprese quelle che vengono fatte gratuitamente dai cacciatori per arginare delle piaghe come ad esempio quella delle nutrie. Perché da una parte dicono i colleghi del PD che ci sono alcune specie che vengono distrutte dai cacciatori, anzi non abbiamo più fauna selvatica, dall'altra parte arrivano copiose le richieste di risarcimento danni per i danni provocati dalla fauna selvatica. Sulla base di questo mi auguro che quindi si torni ad affrontare queste tematiche con razionalità, avendo una corretta informazione, e ogni qualvolta il consigliere Zanoni o qualche altro suo collega vorrà dare delle disinformazioni, sarò pronto a correggerlo con una documentata informazione a favore suo e di tutti i suoi colleghi.